Disprezzo. Eccoci qua. Allora, mi scusi con il segretario Biscaro che è collegato appunto da Treviso, che l'avevo interrotto per la pubblicità. Ci stava appunto raccontando il discorso relativamente al recupero sul territorio. C'è stato un progressivo, come analizzava dai dati anche la segretaria Bettello, un decremento, no, nel quantum recuperato. Nello specifico, secondo voi, che cosa è imputabile questo? Oppure si tratta anche di cittadini molto virtuosi per cui non ce n'è proprio, è talmente difficile per un comune recuperare che sì, non ha gli strumenti a disposizione? Sì, allora sicuramente quando si tratta di recuperi da fallimenti o da situazioni difficili e complesse è chiaro che il comune ha difficoltà a recuperarli, però ci sono dei comuni in cui quei crediti di dubbia esigibilità, se non sono proprio pari a zero, lo sono molto da vicino. Perché? Perché ci dicono questi sindaci, uomini e donne, questi sindaci, che fanno lavorare la loro macchina comunale e perciò fanno lavorare i vigili, fanno lavorare gli impiegati, perché ricordino, no, ai contribuenti che hanno un debito nei confronti del comune. In provincia di Treviso quest'anno io vorrei segnalare due comuni, non dico il nome perché sennò che invece secondo me stanno lavorando molto bene. Beh, allora se sono bene si può anche dire se sono bravi o no? No, se meglio non dirli. Non c'è problema. Allora, Giavra del Montello, va bene? Sono bravi. Nell'accordo che abbiamo fatto durante la contrattazione sociale del 2021, il sindaco ci ha detto, e l'abbiamo sottoscritto, che è il primo e unico comune in provincia dove è stato istituito e attivato il cosiddetto baratto amministrativo, leggo proprio testualmente, perché così c'è la possibilità di evitare che si accumulino crediti e questa amministrazione cosa fa? Chiede dei servizi cosiddetti in natura, no, per la comunità al posto del pagamento di questi debiti, e questa è una cosa positiva dal mio punto di vista. Come un altro comune che ha istituito una banca dati all'interno dell'ufficio tributi e invia attraverso un invito e il relativo bollettino per il pagamento dei tributi. Queste sono le buone azioni che secondo me tutti dovrebbero, parlo degli amministratori locali, dovrebbero seguire. Poi adesso non sto qui a elencare le motivazioni per le quali qualche sindaco dice sindaco, uomo e donna, non faccio differenza. Dicono no, non è possibile. Ecco, chi accampa il fatto che è meglio avere un rapporto diretto con i cittadini per il pagamento dei tributi e non far funzionare il patto anti-evasione. Chi dice in modo assurdo, ecco, che i crediti di dubbia esigibilità non sono accessibili per indicazioni statali. Questa è si chiamano fake news oggi, assolutamente. Chi invece si trincera dietro il fatto che la struttura dell'ente locale non è adeguata. Qui io spezzo una lancia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché credo sia stato in giugno, abbiamo avuto un incontro proprio tecnico con l'Agenzia delle Entrate che dice: noi siamo disponibili per tutte le amministrazioni, l'importante è che ci chiamino e noi daremo, l'Agenzia delle Entrate intendo, noi daremo delle indicazioni chiare per poter non solo mettere a ruolo ma recuperare questi crediti. Queste sono azioni che bisogna fare, altrimenti, ritorno al discorso di prima, non si attivano i patti anti-evasione perché il sindaco pensa
che poi alle amministrative successive ne abbia un, come posso dire, un calo di consensi, non però ragionando sul fatto che maggiori entrate danno a lui la possibilità, o a lei la possibilità, di dare più servizi ai cittadini e non gravare sulle spalle di chi invece è un cittadino onesto, probo, che paga tutte le tasse normalmente. E siccome sulla stampa da anni conosciamo dove si annidano come settori questa cosiddetta economia sommersa, lì dovremmo andare a mettere mano. Perciò alle aziende che fanno servizi alle persone, perciò al commercio, perciò al trasporto, perciò alle costruzioni, leggo dati statistici. Ecco, lì dobbiamo andare. Non è che possiamo fare cose diverse, perché altrimenti quell'86, 88, 89% di entrate da IRPEF in tutti i comuni, io dico d'Italia perché più o meno queste sono le percentuali, provengono solo da pensioni e da lavoro dipendente. Il lavoro autonomo e tutte le altre attività che dovrebbero dare un contributo allo Stato, e invece sono assolutamente, come posso dire, miserrime come importo. Però bisogna riconoscere che ci sono tanti imprenditori, tanti liberi professionisti, partite IVA che sono onesti, che versano, si spennano per pagare le tasse, associazioni di categoria perché ci sono certi che non riescono neanche a pagare i dipendenti perché devono versare l'IVA, e insomma ne conosciamo tanti e lo Stato li ha messi anche in croce, alcuni si sono anche tolti la vita purtroppo per questo, per cui diamo anche merito all'onestà di tanti, altrimenti il paese non andrebbe avanti. Purtroppo ci sono anche i furbi, sono sempre furbi totali poi tra l'altro, perché in genere si parla poi di evasione totale, no? Di figure che non si capisce come riescono a fuggire ad ogni tipo di controllo se viene fatto su queste entità. E quest'anno, no, nel 2020 mi pare siano più di 3.500 gli evasori totali scoperti. Cioè, com'è possibile, avendo la possibilità informatica di mettere insieme, di incrociare dati di varie banche dati, INPS, eccetera, eccetera, com'è possibile non riuscire a far sì che queste attività, queste persone, per meglio dire, non vengano trovate, non vengano identificate, perché poi sono quelle che usufruiscono dei servizi che magari il cittadino onesto paga con i ticket, no? A gratis, perché non sono dei nulla. Ma voi su questo aspetto, perché effettivamente è allucinante, un cittadino onesto sbaglia anche di €1 e si paga la sanzione della sanzione, robe indegne anche per errori in buona fede, ancor più il dipendente, il pensionato, che dir si voglia, a volte anche i pensionati si trovano in difficoltà a fare dei pagamenti perché tutto è complicatissimo, e ci sono persone invece che sono evasori totali per importi mostruosi. Ma voi che avete queste interazioni con gli amministratori, proprio in virtù appunto di questi accordi che ci sono, siete mai entrati nel merito di capire che dinamiche ci sono, dove sono le problematiche, dove sta il quid per non riuscire a scovare, visto che il comune è l'entità più vicina al cittadino, dovrebbe essere a conoscenza di tutto. Poi sono persone che risiedono anche in case di un certo prestigio, perché questa è la cosa che fa dispiacere, sapere che ci sono tante persone che sfuggono a ogni tipo di controllo, se il controllo viene fatto. Dispiace anche a me dire che non riusciamo sempre ad entrare nel vivo, perché le risposte sono evasive per il più delle volte, ma nei comuni, e ce ne sono tanti, che invece preferiscono avere un rapporto corretto sia con le parti sociali ma anche con i propri cittadini, tutti ci dicono che devono incentivare le azioni di controllo. Ma per la maggior parte di questi crediti qui possiamo dire che si riferiscono a tasse non pagate, per esempio l'IMU, a multe amministrative, e dove proprio non riesci a recuperare granché, questo ce lo dicono, sono ahimè
i fallimenti oppure quelle attività così complesse nelle quali neanche l'Agenzia delle Entrate riesce ad entrarci. Non abbiamo però, ripeto, una casistica così precisa, vedremo se nel corso degli anni potremo averla, che ci dice il 10% è questo, il 60% è questo o quell'altro. La maggior parte sono tasse che o i comuni, anche l'anno scorso è successo, hanno sospeso la riscossione, per esempio l'IMU, ecco, o le multe, va bene, o come posso dire, tasse amministrative, ma sulle altre questioni tutti rimangono nel generico, sinceramente, questa è la realtà. Chiaro. E per quel che riguarda invece le vostre relazioni nell'ambito dove avete la competenza nel Trevigiano, come stanno andando le cose? La collaborazione stanno andando, come prima ho evidenziato, qui stanno andando bene dal lato delle relazioni. Tutti i 94 comuni noi li abbiamo incontrati unitariamente, ci tengo a sottolinearlo, unitariamente, e unitariamente sottoscriviamo questi accordi, dove per la maggior parte le amministrazioni chiedono un aiuto e un intervento, anche idee da parte nostra per erogare servizi migliori, ma come posso dire, la palla al piede, dobbiamo denunciarlo chiaramente, è l'impossibilità di agire dalla parte dell'assunzione di dipendenti, perché ci sono delle leggi che infatti volevo arrivare a questo, bravissimo, che imbrigliano sicuramente perché io parlando con diversi amministratori comunali hanno detto che proprio c'era questo problema, trovare le persone che possano e che siano in grado di farlo, perché non è che puoi prendere un collaboratore esterno, sono questioni molto delicate dove c'è ci deve essere una competenza ma anche un ruolo instaurato, incardinato nell'ambito dell'amministrazione, per cui a volte manca anche il personale, in certi comuni si condividono il personale con altri, lì c'è la difficoltà, immagino. Allora segretario, grazie, interrompiamo un attimo, abbiamo la pubblicità, poi torniamo su questi temi, su queste questioni, anche sulla piattaforma unitaria di richieste al governo, state con noi.